Adesso un diciamo breve cambio palco e avremo, aspetta che ti tolgo solo, aspetta pure che devo fare così, sì, è perfetto. Puoi staccare, lasciamo tutto in diretta. Un breve cambio palco e stiamo per entrare nel vivo di quanto vi ho accennato prima a proposito di questo innario, diciamo, di questa raccolta di inni, così si potrebbe definire, che io ho scoperto che insomma appena uscita è in fase di elaborazione. Sì, te le dico. Scusa, io sono quello che sta facendo il cambio palco. Tu fai una roba. No, io mi hai lasciato io sto spiegando, no, per carità. Infatti, per presentare in maniera dettagliata questa che sembra una cosa, dice, ma cosa praticamente ha fatto un canzoniere, punto e basta. No, ho capito che c'è dietro anche una sorta di storia, evidentemente, che ha scosso gli animi di Mattia Martino e di anche alcuni, diciamo, suoi amici. Preparo anche tutte le scalette, che so che ti piace. Prepara tutte le scalette, che quelle poi ci servono, che poi dobbiamo chiaramente fare un attimo, dare un po' di vitalità a questo innario. Dicevo, per presentare questa cosa qua, come vedete, scusate che essendo socio fondatore mi danno certe libertà, cioè lo devo dire, scusate, forse sì, ci stiamo un attimo prendendo delle libertà, sì, però comunque cioè è un po' Animal House, cazzo, dai, no, ma tu cioè, sono una vita che Mao fa questa cosa. Io farei un grande applauso a Mao che fa il salotto. Quanti anni sono, Mao, a questo punto? Guarda, ufficialmente sulla locandina Samà dice che sono 15, quindi io ne ho fatti insieme a te, che ne so, 6 o 7 li ho fatti. Però lui ne ha fatti 15, perché stiamo parlando di edizioni, diciamo, scorse eravamo in altri locali, abbiamo girato diversi locali, stiamo parlando dei tempi, insomma, 2006. Non abbiamo girato solo i locali. Comunque sì, abbiamo fatto un sacco di cose. Sì, va bene, abbiamo fatto un sacco di cose e diciamo, quindi ho detto Animal House già. Era l'epoca in cui il buon Mattia Martino era l'animatore, diciamo, giovane, di questa band dei Santa Barbara, fammi mettere comodo, dai, poi è stato, diciamo, uno dei fomentatori dei monaci del surf, insomma tante cose, tante frecce al suo arco e questa sera, diciamo, sei arrivato per così nudo, però, diciamo, dotato di un innario. Io l'ho definito innuario perché volevo dargli quasi un sapore più alla diciamo quinta. Che non essendo abituato a stare on stage senza le mani impegnate, sono venuto con un libro. Quello prima mi sono visto in uno specchio e sembravo un mormone. Questa la gioco così. Dopodiché sono arrivato con questo libro che avrei scritto Grande Stile. Vuoi che ne parliamo? Ne possiamo parlare? Non voglio dire niente per rovinare la suspense, perché ci sarà del suonato. Posso mettere, come si dice in tele, una base? Posso mettere una base io? Addirittura, ma è proprio perché, visto che si tratta di Grande Stile, mettiamo una base. Stai pronto che magari parte forte? Una cosa più vecchia Romagna vuoi fare, come senso? Va bene, allora mettiamo questa base. Ti racconto com'è andata. Quindi mettiamoci poi, ci racconta com'è andata. Cioè, sono anni che non ci vediamo. Com'è andata? Ti racconto brevemente cosa è successo in questi anni. Cosa è successo? Dici. Allora, tu sai che io amo perdermi. Sì. O più che altro mi perdo. Scusate, guardo lui, anche se siete voi, però guardi voi. Amo perdermi, più che altro mi perdo, mi capita, non ho assolutamente il senso dell'orientamento. Ed ero in una di queste mie derive un po' situazioniste, no? Come i situazionisti francesi, sai, Miro, Magritte, certo, gente quelli spessa, che abbiamo studiato a scuola, Dalì, è chiaro, Mohamed Dalì, Cassius Clay, no? C'è gente comunque molto spessa. Ero in questi sentieri collinari torinesi, Superga, Maddalena, non ti voglio dire esattamente dove perché poi entreremo nello specifico. Quindi ti eri perso così, camminavi, passeggiavi, vagabondavi per la precollina torinese. Ma che collina, Collina proprio. Sì, non sminuiamo, cioè collina, no? Ho detto Maddalena, Superga, roba già sulla cresta, immaginami sulla cresta. Quasi un alpinista ti definirei, scusa. Comunque, il sentiero a un certo punto si fa meno sentiero e più giardino. Io sai come sono, un po' faccio finta di niente. C'erano quelle tipiche sedioline, immaginatele, di ferro battuto, quelle bianche, che da giardino. Un po' Pinerolo, come direbbe il nostro amico Nicchi, diciamo. Un po' Pinerolo, sì, un po' casa insomma, di villeggiatura, però di un certo vecchia Torino, diciamo. Io mi siedo, inizio a fare foto, sai come siamo noi su Instagram, hashtag subito, giardino segreto, hashtag ferro battuto. Niente, arriva un cameriere. Cioè, quello che capisco essere un cameriere, un cameriere, una specie di tipo che sta lì, che mi fa ma tu vuoi da bere, vuoi qualcosa da bere? Io ma come no, a che livello posso arrivare, no? Io però tento un Moscow Mule, diciamo, tento un Moscow Mule per capire un po'. Niente, la cosa succede, arriva e mi ritrovo in questa specie di villa, diciamo, in questo giardino, nella quale io entro poi, sempre titubante, senza, diciamo, toccare niente, e al centro di questo salone, sempre col mio Moscow Mule,
trovo un jukebox, un bel jukebox, ragazzi, un jukebox dalle fattezze proprio quasi magiche. Sì, poi diciamo la situazione è anche abbastanza è già abbastanza conturbante, già abbastanza strana, diciamo. Sì. E il jukebox ha una selecta preziosa che va da brani anni 60 come, che ne so, For What It's Worth dei Buffalo Springfield, ma fino a roba di adesso, cioè tipo Royal di Lord. Quindi è molto strano, cioè capire quando non sì. si capisce bene chi sia il proprietario della casa, no? Insomma, sì. comunque tu sono non rimasto ti formalizzi più di tanto, ecco. il cerone non prende dentro, i muri sono spessi, siamo in collina. Comunque siamo tornati Sì. in questo posto varie volte, abbiamo ascoltato la musica, abbiamo fatto un po' di ballotta. Addirittura è reiterata. Ma sì, ma anche perché cosa, comunque il tipo continua a portare da bere, ha imbastito anche come fosse dei buffet, tutta una serie di... Quindi ci piace, diciamo, tu stesso lo sai, sei venuto, cioè sai di cosa sto parlando. Pensavo fosse casa vostra. Per i tipi che siamo, diciamo, abbiamo iniziato che... a portare anche strumenti, robe, sai, comunque ci annoiamo facilmente. Sì. E abbiamo iniziato a suonare i brani contenuti nel jukebox. Quindi avete cominciato a occupare il luogo, addirittura tipo centro sociale, centro sociale, no? E avete cominciato a suonare i brani ispirati da questo jukebox. Proprio i brani del jukebox. Ah, ho capito. Con la difficoltà che, essendo alcuni non caldissimi, diciamo, Sì. no? Sia per la memoria dei testi, sia per proprio le mani, Sì. e non essendoci internet, ci siamo Sì. trovati, diciamo, a prendere appunti. E appunto su appunto Appunto su appunto. è appunto venuto fuori questo, capito? Che è una sorta di canzoniere che raccoglie i brani contenuti nel jukebox della villa. Quindi diciamo una specie di diario di questa tua Diciamo, da qui in esperienza. poi noi stiamo facendo solo più questo gioco, ci incontriamo in questa villa il pomeriggio Sì. e suoniamo questi brani, un po' come se fosse un karaoke, una jam session, diciamo. Ho capito. no? E quello è diventato il diario, diciamo, di questo. Sì, una abbiamo sport notato che di- comunque i brani di questo jukebox Sì. sono particolarmente uplifting, diciamo. Cioè comunque l'ascoltarli o il suonarli Sì. è divertente, cioè è molto legato a questo concetto del to play, se vuoi in inglese, che è un po' suonare ma anche un po' giocare. C'è una sorta di terapia anche, se non ho capito Ma male. chiamala Questi terapia, brani sì, ti chiamala spostano, terapia. come dire, ti fanno Comunque vibrare le il canzoni corpo. sono dei mantra, no? Ho capito. Basta che non sia mantra dito, che quello minchia. Va bene, e fino a qua diciamo potrebbe rimanere una Però cosa, dici, che cazzo me ne una frega cosa tra a me di di sta voi. roba, Invece no? questa cosa dell'innario La vogliamo portare fuori. Ah, Abbiamo detto, volete vabbè, ma perché portare? non possiamo, diciamo, fare giocare un po' tutti? Ho capito. Perché solo noi dobbiamo essere così da godere? Non possiamo farvi venire tutti nella villa. È chiaro. Perché non avendo neanche ancora capito di chi sia, c'è una certa difficoltà, comunque siamo guardinghi. Sì, sì. Però possiamo venire a farlo in giro, cioè è un'idea. Vorreste farlo in giro? Non lo so, Cioè, io vorrei partendo da vorrei provare, non quindi so avere dirti. questo luogo comune, diciamo. Poi lo facciamo. Che- Però vorrei provare, sì. Proviamoci. Cioè, anche adesso Mi piacerebbe si può molto. fare Una specie adesso. una jam Prendiamo session un- però un po' più, diciamo, regolare, perché parte su Ma sì, una una serie roba un po' più spiritual. Comunque, perché ti ho detto, sono dei brani. Vuoi farlo con me? io ci vengo, Dai, adesso cazzo, tu mi vieni dici tu. cosa devo venire a Dai, fare? boh, non lo so, tu puoi fare, che ne so. Ecco, perché non deve essere neanche una roba fatta bene, cioè ognuno fa un po' il cazzo che gli pare. Tu puoi fare l'ukulele e il Addirittura, beatbox. meglio tipo. di no, meglio di no. Mi fai Vabbè, fare l'ukulele, delle fai la cose chi- così, tu fai la orribili. chitarra e il beatbox. Allora io faccio la chitarra se tu spegni Io per adesso spengo. la base, perché così rimettere, diciamo, un attimo i livelli un po' più alla sensazione, perché anche lì tu spegni la base, che io così ti rimetto un po' quello che c'era Ora prima. che ci magari, proviamo, ecco. E a questo punto quindi io Ah sì, vengo poi là. chiaramente la scelta del brano non sarà neanche poi una roba, cioè ci sarà spettacolarizzazione, sai, gira la ruota, tira le freccette, cioè ci sono i numeri, tu che numero vuoi fare? Number 9. Ah, number 9. La 9. Facciamo la 9. Cioè tu questa cosa qua quindi vorresti farla fuori, vorresti fare questa esperienza con la gente che arriva lì, che c'ha l'innario e dice che cosa facciamo? Io la so, una cosa del genere. Non ho capito. Ma anche se non la sai, diciamo. non la sai, No, ci proviamo. Possiamo chiamare anche qualcun altro, tipo, che ne so, il batterista del gruppo prima lo chiamiamo. Frank, vieni anche tu, va. Facciamo. Lo fai da solo, ma grande! Ho fatto almeno, facciamo un applauso a Frank. Dai. Che trovo, ciao. La facciamo strana, io metto la base. Un po' strana. Aspetta, faccio così. Magari è meglio Mi se. metto anche gli occhiali, dai. Quindi aspetta, Più un attimo particolare. così io mi accordo. Quindi Ok. cosa sta succedendo? Tu hai Non diciamo neanche che brano, la 9 di questa Poi cosa preso qua. da questo innuario, Sì, io la pagina credo che numero comunque una persona comunque che è preso bene della vita, tutta una serie di robe, ma anche loro, diciamo, di sentirlo, si possa fare questa cosa e sia comunque uplifting, no? uplifting, non Faccio so cosa partire la voglia base. dire. Comunque se tu dici così io penso che sia una cosa tipo figo, una cosa del genere. Sì. Ho capito. No, si impara sempre, si impara. Ah, vuoi partire così con un battito? Io
messo gli occhiali per dare tutto un tono più... Tu puoi fare degli shaker, delle robe di questo tipo. E fai il tamburello. E io cosa devo fare? Quindi la chitarra? Devo farti la Tutti chitarra? siamo in là, fai sentire molto il sì però, una cosa un po' più indiana. Certo, è chiaro, è chiaro. Fai sentire come sei messo? Si può fare meglio, Ce l'abbiamo? Qualcuno può fare dei sì da destra se avete dei flauti, delle medie. Non faccio dei suoni. Is a verb, love is a doing verb, fearless of my brain, and gentle impulsion makes me lighter, fearless of my brain, and teardrop from the fire, fearless of my brain. Made me flower blossom, fearless on my brain, and black flower blossom, fearless on mine. My most faithful mirror, fearless on my brain, and teardrop on the fire of a confession, fearless on my brain, and most faithful mirror, fearless on my teardrop from the fire, fearless on my brain. And it's stumbling down, it's stumbling down. Beh, per gli amanti del finale. Sono importanti.
Una cosa così come era fuori, si è capito? Aveva senso, non lo so, cioè, Grazie a questo aveva senso. grazie a questo libricino qua, grazie a Sì, questo. no, è stato divertente. Io È stato un esperimento, adesso diciamo, spero che vi dobbiamo- sia. Dobbiamo ancora assorbirlo, secondo me. Senti, mi posso togliere la giacca? Puoi toglierti la giacca anche perché io a questo punto, visto Sì. che sei qui in questa veste. Sì, mi sono stancato. Hai Diciamo che cominciato ogni volta anche- che vengo ospite tuo devo venire con trick, ballac. Ti ricordi il periodo in cui mancavano gli ospiti? C'è stato un periodo in cui mancavano gli ospiti al salotto e C'era sempre un periodo, sì, mancano gli ospiti, figurati, comunque. e magicamente c'ero sempre io. Ti ricordi che ero Matt lo stroboscopico, Matt? Certo. E ogni volta mi sono dovuto inventare tutte ste Ti sei menate, formato, minchia, diciamo, grande. ti sei Mi sono formato. formato, sì, mi sono anche. Non posso una volta, come fanno tutti i tuoi ospiti, venire e prendere tipo la chitarra e fare un attimo tipo il cantautore. Sai che io sono molto molto Ma se tu fai il contrario. cantautore io sono contentissimo, anzi chiederei un applauso. Sai che io sono sulla molto chitarra. contrario, diciamo. Lo sai, mi sono preso una certa libertà, però questa forse la sto proprio. Cosa hai fatto? Mi hai tolto tutto? Mi hai fatto il trabocchetto? Fammi capire. Adesso la senti un po' bassa, te la posso alzare, dai, adesso vedrai che la senti. No, ma dammene tanta, ma perché questa comunque questa è tesa. No, Cioè, non nel vuole. senso. Ma l'hai Quindi accordata? tu vuoi fare ma te l'ho No, accordato. non voglio fare cantautore, però una volta dico, c'ho Adesso, quasi a 36 parte anni, che un purtroppo cantautore con la anch'io. chitarra accordata non si è mai sentito. credo, Mi sono anche anche messo la pubblico. camicia Ma c'è- seria. È una cosa anche filologica che io ti sto facendo. Raga, qui datemi una Comunque, mano, se proprio perché se era volessi, difficile quella prima. se volessi ricordarla abbiamo anche l'accordatorino. Io nel frattempo Me ne dai di più comunque, scusami. Ma guarda, te ne do quante Perché mi ne sembra vuoi. sia. Ti piace quando scende di più. Già è molto alta comunque. Così va bene, ti La piace? faccio. Così il volume accende. Ah. Senti, ma non ci dici neanche che brano fai? Cosa fai? Un brano Ah no, tuo? scusami che sono emozionato. No, Questo del lo so, cantautore lo mi so. crea una certa paranoia. Il cantautore comunque. quindi fa una canzone tua? No, ma figurati, ma sei matto. No, essendo diciamo il mio battesimo, Sì. sei contento di tenermi a battesimo? Sì, sei una specie di Pippo Baudo, mi hai inventato tu. Ho già praticamente come vedi qua il cappuccio Cioè, da frate. Essendo il mio battesimo da cantautore ed essendo in questo posto incredibile che è il. Sì. Guarda, mi trema anche il ginocchio veramente come fossi uno. Vabbè, dai. Essendo qui al Lab sotto Piazza Vittorio in questa cripta che comunque nasconde, non so se avete mai visto, Hai ma detto dei bene, non è cripta. veramente, cioè che si va ai sentieri collinari che ho detto prima, cioè un posto incredibile. Certo. E avendo anche di recente dedicato, voglio fare un po' così il topografo, Sì. i Murazzi, no? Sì. Il grande Gibo Farassino da un lato Sì. e dall'altro sto creando una certa suspense a Fred Buscaglione. Sì. Io senza nulla togliere chiaramente a Gibo, che mi riconosco un po' in questo personaggio così un E po'. quanti come te, è chiaro, un po' guascone. Un po' un guascone, sai. Mi scuso ancora di tutto quello che sto facendo e vorrei fare un brano. Dammi tutto quello che hai, Sì. ragazzi. Dacci tutto quello che hai con un brano di Fred Buscaglione che si intitola Non ce lo Non te lo dici, dico. tanto lo conosceremo. Raga, è difficile già così, Facciamolo insieme. Sembra una chitarra. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto, e ora son solo a ricordare, ma vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, e guarda che mare.
in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, e guarda che luna, guarda che mare, che luna, che mare, che luna. Vabbè dai, oh. Che finale! Vabbè dai, che finale che ci hai cazzo. fatto. Vabbè, la vuoi suonare tu? Perché io la vorrei, se posso dire, cioè, con tutta questa cosa, con tutto il bene che ti voglio, conosco il batterista australiano che era qua prima, in realtà lo conosco molto bene e mi piacerebbe tantissimo suonare con lui e con te il tuo brano preferito. Se potessi proprio chiuderla così. Ma guarda, posso farlo? Allora chiamiamo con un applauso Frank. Frank, dai, va vieni sul qua, palco. Poi prendi un attimo il basso che vediamo su cui viene che certo. Lasciami la Lascia la musica. chitarra a Frank. No, non metterli su Regi, cioè il coso di cartone, cioè il Cartoon Network. Allora Frank, tu diciamo sei pronto con la batteria, vediamo trick track, c'è tutte e due, vediamo dove arriva il bass e poi a questo punto di lungo sfoggio, ma un basso così proprio un basso che Scusami, visto che ho fatto disimpegno, questo quello cambio, non la giacca così. era la giacca grande stile, questa camicia era la camicia da cantautore. A questo punto mi voglio travestire da bassista di Mao. Tu questa Scusa, sera qui davanti, cioè, esatto. stai facendo uno Ci spettacolo, sono. Sono anche Brachetti se vuoi. Esatto. Questo bassista di Mao. ma sai. facciamo è uno striptease, scusate, è un pubblico. Guarda che roba, eccezionale. Quindi per questa cosa qua ti sei messo anche una maglietta intonata al basso. Il bassista di Mao, fan dei Beatles, sai. Mamma mia. Perché il brano che ho scelto tuo è il tuo brano più beatlesiano, diciamo. Sì, in qualche modo possiamo. Sai già qual è? Lo Vuoi so che rovinare? quando dici così, poi vedo quel basso lì. Però no, io non ho detto Vuoi niente. rovinare le sorprese? Un attimo Cioè come prima basso, quando hai detto facciamo la 9, facciamo Teardrop, vuoi stupire il fatto che la gente l'unico foglio che avevamo qua era Teardrop. Cioè, ma scusa, non fare. No, Comunque vabbè, sì, quelli facciamolo, dai. Sono il bello della diretta. Fammi sentire solo il basso che così vengo subito lì. Ah, dovrebbe essere un po' lui, ecco. Senti che l'imperiale. Imperiale, bravo, imperiale è sempre la definizione che... Va bene, allora io adesso se E tutto va così deve bene, essere arrivato lì comunque. dovrebbe funzionare. Anche il resto, speriamo. Ma come sono scialato che praticamente quello che dovevo cantare l'ho cantato e adesso sei tu. Però non dirlo, ma tu non l'hai detto, però non l'hai annunciato. Allora, non ho detto neanche una cosa all'inizio di questo mio intervento che mi sarebbe piaciuto dire. In realtà il fil rouge di questi 3 brani, che a questo punto avete capito che suoneremo, che ho scelto è l'amore. Perché comunque sono un ragazzo molto ispirato e non riesco, diciamo, a trascendere dalle cose che mi succedono. Vabbè. Questo pezzo qua è il pezzo sicuramente di Mao che più mi ispira a un futuro migliore e si chiama Un mondo diverso. Questo qui parte l'applauso. Un applauso. Io sono un po' troppo imperiale. Comunque vabbè, dai, cerco di trattenermi. Tanto adesso arriverà il chitarrone imperiale attrezzato. Erano i toni. Cambia un cazzo, sai questi bassi? Cioè puoi fare quello che vuoi. Sono quei vecchi bassi che comunque. Ma non cambia mai in negativo. Vabbè, a me piace. bello così. Va bene, va bene. Allora, attenzione. Tu la sai, scusami. Sì, dai, facciamo Quando dire perché tu sei, lui è molto un applauso a Frank che è molto giovane, cioè che nel 2001 quanti anni avevi tu? Nel 2001? Un anno aveva un anno ragazzi, nel 2000, è pazzesco. Vabbè, vediamo. Vai. Giorni in cui non sono motivato, ci sono cose a cui non sono affezionato, è un reato se non faccio attenzione, la luce è deliziosa e non ti sto aspettando.
forse cominci a viaggiare quando vuoi restare. Cosa ne pensi di un mondo diverso che gira lo stesso? Magari un pretesto per fare del sesso, differenze di temperatura, una logica della natura. Non dovrei preoccuparmi se mi sento infelice qua e là. Me ne sbatto delle prove contrarie da questa posizione, non vedo un'obiezione. Oggi non parlo tanto, preferisco starmene a immaginare un mondo diverso che gira lo stesso, magari al contrario e in senso antiorario. Differenze di temperatura, una logica della natura. E non dovrei preoccuparmi se mi sento infelice qua e là. Non arrossire mai, cerca di credermi, è una noia e serve un po' di strategia, di strategia. Grazie a tutti. Grazie a Mattia Martino, grande grazie a voi. stile. Attenzione a questo innario, grazie anche a Sì, Franco. torneremo.